Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, oggi è anche il primo mercoledì del mese, in questo santuario preghiamo per le missioni, per i missionari e proprio capita a pennello, come si dice, nella festa di San Francesco Saverio, che è considerato il patrono delle missioni insieme a Santa Teresina di Lisieux. Ecco, vogliamo proprio farci abbracciare da questo santo, da tutto quello che lui ha fatto per le missioni, come ha speso tutta la sua vita per raggiungere le terre più lontane a quell'epoca, che era l'Oriente, le Indie, la Cina, dove voleva recarsi ma morì durante il viaggio, e Giappone e altre isole che ha evangelizzato, ed è uno dei figli, più preziosi anche di Sant'Ignazio di Loyola, perché si incontrarono a Parigi e da lì diedero poi vita alla compagnia di Gesù, cioè i Gesuiti. Ecco, allora, animati da questi sentimenti, anche noi vogliamo pregare per le missioni nel mondo, ma innanzitutto vogliamo riconoscerci peccatori e bisognosi della misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato alla fede molti popoli con la predicazione di San Francesco Saverio, concedi che il cuore dei tuoi fedeli arda dello stesso fervore missionario e che la Santa Chiesa si allieti su tutta la terra di nuovi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivante, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Coloro che sono preparati all'incontro. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e salito sul monte e lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Oramai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli i digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Queste parole tratte nella prima lettura del profeta Isaia, che annuncia come Dio raduna i popoli su un monte. Il monte nel linguaggio biblico è sempre
manifesta sempre la presenza di Dio, la rivelazione di Dio. E anche Gesù nel Vangelo, su un monte, anche lui fa un banchetto, proprio come viene descritto nella maniera di Isaia, un banchetto che non è soltanto comunione, ma anche un momento di consolazione. Nel Vangelo, infatti, vediamo, prima ancora di questa moltiplicazione dei pani, qualcosa di strano, perché tante persone vanno a Gesù. Ma chi sono queste persone? Non sono quelli bisognosi di conversione, di ascoltare la parola di Dio, ma potremmo dire piuttosto quelle persone che hanno dei problemi di salute, perché Matteo cita che sono portati a lui zoppi, storpi, ciechi e molti altri malati. Sembra che Gesù, più che essere un rabbino che annuncia la parola di Dio, lo confondono per un dottore. Eppure, vedete, Gesù ha compassione. La parola più bella che abbiamo ascoltato in questo Vangelo, perché questa gente sta con Gesù ad ascoltare per 3 giorni quella parola di Dio, fino al punto forse che dimentica che non hanno più cibo da mangiare, e Gesù è preoccupato. Non voglio mandarli via perché non vengano meno durante la strada. Quindi chiede ai discepoli che cosa hanno da mangiare. In pieno deserto i discepoli fanno i conti. Ma dove possiamo trovare il pane per sfamare tutta questa gente? Qui siamo in un luogo deserto. Ecco, loro fanno i conti di come risolvere la situazione, ma Gesù dice fateli sedere. Cioè, questo sedere significa in qualche modo che i discepoli devono anche fidarsi di quello che Gesù sta per compiere, ma li coinvolge, perché Gesù moltiplica questi pani, li dà ai discepoli e i discepoli li danno alla gente. Ecco, questa è la grandezza di un Dio che ci salva, perché usa anche gli uomini perché la sua salvezza giunga fino agli estremi confini della terra. Ed oggi, come dicevo all'inizio, non è un caso che celebriamo anche questa festa di uno dei più grandi missionari di tutta la storia, un santo meraviglioso, un santo che quando pregava si dilatava il cuore, lui stesso lo dice in una bibliografia. E lui si è fatto convincere da Sant'Ignazio quando appena la compagnia di Gesù stava nascendo. E lui partì per le terre più lontane, quelle terre dove nessuno andava, dove tanti missionari andavano e mettevano in conto anche di non tornare più, come è stato per Francesco Saverio. Ecco, lui dice che quando arrivava nei villaggi, anche in quelli dove già era passato qualche altro missionario che aveva battezzato delle persone, ecco, dice loro: io ho incontrato gente che sapevano solo di essere cristiani, ma non conoscevano nemmeno come dire un'Ave Maria, un Padre Nostro, il credo. E lui stava lì sempre ad insegnare a tutte le genti che incontrava. E descrive anche la scena dei bambini che non lo lasciavano nemmeno pregare, dormire, via dicendo. Ecco, sono immagini che ci fanno capire come quest'uomo si è dedicato fino alla fine all'annuncio del Vangelo, che è un uomo che anche lui, ha preparato una mensa come Gesù, come Isaia ci annuncia, perché ha dato da mangiare soprattutto la parola di Dio. Ma oggi noi, fratelli e sorelle, come viviamo la missione? Sì, perché se questo compito viene proprio dal Signore che dice ai discepoli: date da mangiare, date da condividere la mia parola, date da far vivere i miei sacramenti, perché il Signore ci vuole tutti missionari. Nessuno può dire ma io non sono stato chiamato, io non ho avuto questa vocazione. Non è vero, perché tutti
per tutti, e proprio nel nostro DNA possiamo dire di cristiani, perché con il battesimo siamo tutti abilitati ad annunciare la parola di Dio, a partire dalle nostre famiglie. Quante famiglie oggi non conoscono più Dio? Quante famiglie, in quante polemiche in questi giorni che si sta avvicinando il Natale, che devono togliere il nome di Gesù per non offendere gli altri, da quella canzone non si può cantare perché c'è il nome di Gesù, questo non si può fare. Ma abbiamo perso, vedete fratelli e sorelle, una dimensione che è quella che ci fa rivolgere verso gli altri. Oggi l'uomo che corre dietro queste ideologie, ecco, senza dire, ma avete già capito chi le promuove queste ideologie, ecco, va solo sulla dimensione orizzontale. L'uomo può fare a meno di Dio, l'uomo non ha bisogno di Dio. Siamo veramente alla frutta, fratelli e sorelle, perché la salvezza può venire da Dio, ma l'uomo deve cooperare con Dio. Senza Dio l'uomo non può raggiungere la salvezza, e c'è bisogno ancora oggi, anche nel nostro contesto. Ecco, non dobbiamo aspettare che gli altri vengano in chiesa, ma è la Chiesa che deve uscire. Ecco, gli ultimi papi ci hanno sempre insegnato che la Chiesa è un campo, è come un ospedale che ha bisogno di curare le ferite di tante persone. E quindi, fratelli e sorelle, la Chiesa non pensate che siano solo sacerdoti e suore, ogni cristiano deve fare la sua parte, perché questa è la missione che salva, perché questa è la missione della Chiesa, e ognuno di noi dobbiamo essere sempre coinvolti in questa avventura. Date voi stessi da mangiare. Ecco, questa parola deve riecheggiare nel nostro cuore, perché anche noi possiamo, ecco, essere autentici missionari. Oggi sono pochi i missionari. È triste sapere che sembra che la missione ad gentes stia quasi finendo, perché tanti ordini religiosi mancano di vocazioni, come nelle famiglie, ecco, mancano i figli, come nelle famiglie che non c'è più quell'amore cristiano. Ecco, tutto questo ci deve far pensare che il Signore sta ancora invitando a tutti ad uscire, a tutti ad essere missionari del suo amore. E allora, fratelli e sorelle, dobbiamo rimboccarci le maniche. Il tempo dell'Avvento che stiamo vivendo è un tempo dove dobbiamo anche chiederci: che cosa io faccio per gli altri? Come condivido il pane eucaristico, la parola di Dio? Come condivido con gli altri? Vedete, Gesù ha fatto un miracolo partendo dal poco che avevano. Non è tanto il fatto che ha moltiplicato quei pani, ma quello che conta è quel poco che possiamo anche dare agli altri, che sia nella carità, che sia nella preghiera, che sia con qualsiasi cosa. Quel poco è quello che conta davanti a Dio. Proprio mi viene alla mente, no, quella vedova, quando Gesù osserva nel Tempio, dove tutti questi ricchi che buttano nel tronco del tesoro i tanti soldi e soldini, e poi arriva questa povera vedova che non aveva niente. Quelle 2 monetine, dice Gesù, quella vedova ha messo più di tutti gli altri, perché quel poco che aveva lo ha dato con il cuore. Questo è quello che conta, fratelli e sorelle. Quel poco che abbiamo, quando viene fatto con il cuore, con l'amore di Dio, allora sì che ha un valore grande, che è un valore di salvezza. Vedete oggi nel mondo quanti cristiani sono perseguitati. Su questo fatto non tutti sono interessati di salvare la gente che muore. Se pensiamo nel Sud Sudan, nel Nigeria, nel Mozambico, in tanti altri stati dove l'Islam, quella parte, diciamo, perché l'Islam è una religione anche buona, perché parla di un Dio buono, di un Dio misericordioso, ma gli islamisti, quelli
l'islamismo, no? Quell'ismo che finisce, è sempre un qualcosa di negativo, perché mettono in evidenza che si può uccidere anche nel nome di Dio. Ma dietro a queste cose non è tanto il gusto di uccidere, di eliminare i cristiani, ma quando gli interessi che ci stanno dietro, interessi economici. L'Africa attualmente è la zona più ricca del mondo dove se gli africani potessero prendere in mano le loro terre, le loro risorse, sarebbero il popolo più avanzato del mondo, ma lo tengono sempre nell'oppressione, perché dietro a chi fa questi atti di terrorismo ci sono anche le grandi potenze, non dimentichiamolo questo, per prendersi le risorse. Ecco, queste cose non vogliono che si dicano. La Chiesa è stata sempre la voce degli oppressi sin dai tempi di Gesù. Avete sentito quella categoria di gente che veniva portato davanti a Gesù? Era la gente che non contava niente, la gente che veniva scartata, che veniva oppressa. E solo Gesù poteva dare questa consolazione. E ancora oggi è così, fratelli e sorelle. Dove si annuncia il Vangelo a questa gente non c'è difficoltà ad accoglierlo come facciamo noi, perché noi stiamo troppo bene, pensiamo solamente ai nostri interessi, pensiamo solo a noi stessi e tante volte quel che è peggio è che non ci accorgiamo anche del povero che sta a fianco alla nostra porta. Ecco, qualche domenica fa è stata celebrata anche la giornata mondiale del povero. Vi ricordate quella domenica che Papa Leone poi mangiava con i poveri? Ecco, in quella omelia lui ha detto una cosa molto bella, fondamentale, che dovremmo capire tutti. Dice lui: dobbiamo sviluppare una cultura dell'attenzione, cioè dobbiamo fare attenzione anche ai bisogni di chi è nel bisogno, di chi è povero, di chi soffre la fame, di chi soffre tante cose nel mondo. Oggi abbiamo un mondo che è, come dire, pieno di bombe, di guerre, di tante cose che ci fanno capire che l'uomo ha nel cuore solo la cattiveria e gli interessi propri. Ma il Signore non vuole questo. Il Signore vuole la nostra salvezza, anche la pace. La pace è un dono di Dio, non si fa con le bombe, non si fa con quegli accordi. La pace nasce prima di tutto dal cuore, dalla conversione, da capire che stiamo sbagliando, dal capire che c'è un Dio misericordioso che vuole consolare e curare tutte le nostre ferite. E abbiamo bisogno allora, fratelli e sorelle, di fare un cammino serio. Chiediamo, sotto l'intercessione di San Francesco Saverio, patrono delle missioni, che possa intercedere per tutte quelle missioni, per tutti quei cristiani che oggi sono perseguitati, perché possano trovare soprattutto la consolazione del Signore, ma anche possano dare a noi la testimonianza di una vita vera, di una vita concreta, che non rinnegano la fede come stiamo facendo noi. Ecco, allora l'Avvento è anche un tempo per incontrare il Signore, ma è soprattutto un tempo per ritornare a Dio. Che il Signore allora ci benedica e il Signore ci porti sulle sue vie, su quelle vie della consolazione e della pace. Amen. È una moltitudine di malati e di indigenti quella che circonda Gesù, ed egli ha per tutti attenzione e tenerezza. Rincuorati dalla sua bontà, osiamo anche noi fare appello all'Altissimo Signore. E fondi in noi la tua grazia, Signore. E fondi in noi la tua grazia, Signore. Il regno di Dio è simile a una sala del banchetto,
nella quale Egli fonde con larghezza i Suoi doni. Perché ci disponiamo ad accogliere Cristo Gesù come il regalo supremo del cielo alla terra, preghiamo. E fondi in noi la Tua grazia, Signore. Alla mensa di Dio sono attesi tutti gli uomini, perché sappiamo manifestare riconoscenza a Dio per la fede e la grazia che ci sono state concesse, impegnandoci a guidare anche i fratelli incontro al Signore, preghiamo. E fondi in noi la Tua grazia, Signore. Gli ammalati, gli infermi che si stringono attorno al Salvatore sono l'immagine dell'intera umanità, che solo in Lui può trovare speranza, redenzione e salvezza. Perché le prove dell'esistenza aumentino in noi il bisogno e la ricerca di Lui, preghiamo. E fondi in noi la Tua grazia, Signore. La compassione del Maestro per le umane afflizioni ci garantisce sulla sua capacità e volontà di comprensione e di soccorso, perché sappiamo conservare fiducia nella sua bontà e nella sua potenza, preghiamo. E fondi in noi la Tua grazia, Signore. Perché sia asciugata ogni lacrima dal volto di Antonio, Antonietta, Pippo e tutti i nostri defunti, preghiamo. E fondi in noi la Tua grazia, Signore. E preghiamo per tutti i missionari diffusi nel mondo ad annunciare il Vangelo, preghiamo per tutti i cristiani perseguitati e preghiamo anche per noi stessi, per tutte quelle intenzioni che portiamo nel cuore, ma soprattutto perché il Signore ci conceda a tutti la grazia di essere sempre testimoni del suo Vangelo. Preghiamo. E fondi in noi la Tua grazia, Signore. Se il Tuo regno è universale ed eterno, concedici, o Dio, pieno di grazia e di verità, di sentirci degli invitati della prima ora e di condurre una vita degna di così alto destino. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'odia e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo nella memoria di San Francesco Saverio, che raggiunse terre lontano, sospinto dallo zelo per la salvezza degli uomini. E concedici anche a noi di essere efficaci testimoni del Vangelo, per venire incontro a te con molti fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Francesco Saverio riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Francesco, Santa Chiara, San Francesco Saverio, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la libertà e la fiducia dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Preghiamo. I tuoi santi misteri, o Dio, accendono in noi l'ardore di carità che infiammò il cuore di San Francesco Saverio per la salvezza delle anime, perché camminando più fedelmente nella nostra vocazione conseguiamo insieme a Lui il premio promesso ai buoni operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. E prima di ricevere la Santa Benedizione, un avviso, ecco, all'uscita troverete anche delle ragazze che distribuiscono i giornalini delle nostre missioni. Prendete atto perché anche da qui, ecco, ci sentiamo in comunione con i nostri missionari, per chi soffre anche per annunciare il Vangelo, perché anche nelle nostre missioni, Chad, Centrafrica, ecco, ci sono i stessi problemi di cui avevo accennato prima nell'omelia. E vogliamo pregare e chiedere alla Madonna che siamo in questa novena dell'Immacolata perché la sua intercessione, ecco, possa far sì che si affretti la pace nel mondo, ma soprattutto le gente perseguitati che possano sentire anche la mano della sua consolazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della pace, Prega per noi. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.